Trieste e il suo golfo hanno sempre rappresentato per gli scrittori di lingua tedesca, in particolare di aria asburgica, austriaca, il bello, l'accesso alla bellezza italiana, alla memoria italiana, all'antichità, alla storia dell'arte. Rilke arriva a Duino per la prima volta nel 1911 e si fermerà dall'ottobre di quell'anno al maggio dell'anno successivo per molti mesi. E non solo è colpito da questa straordinaria bellezza paesaggistica, ma la considera subito qualcosa di metafisico, per così dire. In una lettera scriverà che Duino si affaccia sul mare, sull'aperto del mare, come un promontorio dell'esistenza, anzi si affaccia, dirà, sull'universo addirittura. E così nascono le elegie duinesi, uno dei capolavori della lirica di tutti i tempi, della lirica del Novecento, dove la poesia si coniuga con la filosofia, con una riflessione appunto sull'essere. Il problema di Rilke è: ma se la vita non si lascia afferrare in concetti, se noi non possiamo dare davvero una misura all'esistenza, se tutto sfugge, se la vita è sottoposta alla caducità, ma come facciamo invece ad amarla, come facciamo a proiettarci? Non è filosofia, attenzione, queste elegie sono immagini, perché la poesia lavora con le immagini, non lavora con i concetti, ed è questo il miracolo delle elegie duinesi, il tenere insieme da una parte questo senso della caducità dell'esistenza con invece l'affermazione della vita. Io inviterei tutti i visitatori che vanno a Trieste a seguire la passeggiata Rilke, quella passeggiata che appunto dal castello porta invece nella direzione del mare, con panorami spettacolari che si aprono, ed è un modo anche, ripercorrendo queste tracce, questi passi, di attivare anche la riflessione. Tutti noi sappiamo che il paesaggio è sempre un paesaggio dell'anima e che all'esteriorità del paesaggio si accompagna una interiorità del pensiero, e questa lezione è la lezione che ogni visitatore può far sua visitando questi luoghi.